Buongiorno, sono la mamma di Davide, adesso le darò una notizia che lei non può nemmeno immaginare. Questa è stata la cosa prima che mi ha detto: Davide non c'è più. Davide Piavento era stato ricoverato all'ospedale di Padova per circa un mese. Il suo insegnante di inglese aveva costantemente tenuto i contatti con la famiglia e domenica scorsa la telefonata della mamma con la tragica notizia. In fondo lui, pur avendo questo passato con salute cagionevole, ricoveri in ospedale, mai ha perso uno smalto, una simpatia, il suo volto e il suo comportamento mai era velato da una malinconia. La notizia diffusa dalla chat di classe è stata virale. Lo ricordano con pianti e sorrisi i suoi compagni di classe, alcuni di loro particolarmente legati a Davide. Ho detto ai ragazzi che non c'era una maniera giusta per vivere questo dolore, che ciascuno si sentisse così libero di esprimere il sentimento e di vivere soprattutto la giornata di ieri, il trovare il banco vuoto così come voleva. E loro mi hanno detto: noi stiamo guardando le foto, guardiamo le foto di tutti i momenti che abbiamo vissuto con lui, e hanno cominciato a raccontare aneddoti. Mi ricordo quando ad Halloween, per fare uno scherzo un po' a tutta la scuola, siamo andati in giro in ricreazione, l'avevamo mascherato da Walter White, che è un personaggio di una serie americana. Lui era un grande appassionato di accendini. Ogni volta che andavamo in palestra andavamo alla Castellana. Abbiamo visto 3 accendini di 3 colori diversi e lui li ha comprati e ne ha dato uno a me e uno a un altro nostro compagno, dicendo che erano gli accendini dell'amicizia. Migliorava l'umore in qualsiasi situazione. Ad esempio, alla festa di un nostro amico era praticamente diventato l'anima della festa. Negli ultimi 5 anni è il quinto lutto per la perdita di un allievo del Planck e la scuola sta allestendo uno spazio per ricordare questi studenti che non ci sono più. È nato un paio d'anni fa e si sta sviluppando un parco all'interno del quale c'è una targa che purtroppo ha altri nomi, al quale aggiungeremo il nome di Davide. I funerali avranno luogo sabato 25 febbraio alle 10 nella chiesa di San Giuseppe a Treviso, dove ci saranno tutti i suoi compagni della quarta informatica che vogliono anche organizzare una festa per ricordarlo, bere la sua bibita preferita, ricordare il suo buon umore, che sia di esempio per tutti di come si può essere felici anche quando la vita ti impone delle difficoltà, felici come Davide sapeva essere.